Je pense que c'est toujours difficile pour les organisateurs d'un événement d'être perturbés, c'est pas drôle. È sempre difficile per gli organizzatori di un evento trovarsi di fronte a situazioni di questo genere. D'altro canto però se la manifestazione è pacifica e in questo contesto ritengo che le voci degli attori, degli artisti siano voci forti che devono farsi ascoltare, farsi sentire appunto sul tema del riscaldamento climatico. Ai manifestanti che hanno occupato l'ingresso del Palazzo del Cinema è arrivata anche la sua benedizione. Ségolène Royal, da anni figura di spicco della politica francese, tra le varie cariche è stata anche ministro dell'ambiente e a Venezia come presidente di COP21, la conferenza internazionale sul clima, il famoso accordo di Parigi, proprio per sostenere l'istituzione di un centro internazionale sui cambiamenti climatici a Venezia, un progetto che il deputato Nicola Pellicani porterà al voto del Parlamento. Significherebbe ospitare in città alcune centinaia di ricercatori che studiano il fenomeno dei cambiamenti climatici in tutto il mondo. Dove potrebbe sorgere? Ad esempio all'Arsenale, penso, e vorrebbe dire anche dare una risposta alla monocultura turistica. Non solamente una città solo di lavori legati al turismo, camerieri, lavapiatti e quant'altro, ma anche un grosso centro internazionale, un alto valore aggiunto, con tanti posti di lavoro per giovani che possono provenire da tutto il mondo. La risoluzione per rendere Venezia un punto di riferimento mondiale nella lotta contro i cambiamenti climatici sarà presto discussa alla Camera. Il progetto è frutto della collaborazione con una parte significativa della comunità scientifica veneziana e si occuperebbe anche dei problemi ambientali della laguna, compreso l'impatto del turismo di massa in città delicate come Venezia. Ritengo che la comunità scientifica in realtà si sia già organizzata. Oggi abbiamo incontrato ad esempio i rettori delle università, dunque credo che tutto avverrà con grande rapidità.